Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora il mainstream giornalistico e politico sta già dando il meglio relativamente alla commentatio parziale sui risultati parziali, anche se molto chiari dal punto di vista dei risultati di fondo, su questa tornata di elezioni regionali. E questo spettacolo del mainstream potremmo suddividerlo in due filoni: notizie che non lo sono e previsioni sballate. Il primo filone, notizie che non lo sono, riguarda diciamo le tre presidenze, come accennavamo oggi nel nostro speciale in diretta, e cioè il fatto che in tutti e tre i casi, Veneto, Puglia, Campania, si è confermato l'assetto di governo uscente e diciamo la preferenza che l'elettorato aveva espresso storicamente in quel territorio. Ma beh, sui giornaloni e nelle esternazioni sapete che mandano avanti le seconde file, no? Quando i risultati sono ancora parziali, ma nelle esternazioni di tutti i dirigenti del centro-sinistra, e anche nel precipitarsi invece delle prime file in campagna per la photo opportunity con Fico, c'è il fatto che ovviamente per la 127esima volta dal settembre 2022 è cambiata l'aria, c'è l'alternativa, il governo alle ore contate, e c'è un'aria nuova, fresca in Italia che chiaramente rema a sinistra, perché due regioni che erano governate dalla sinistra rimangono governate dalla sinistra. Questo è l'andazzo, diciamo, minimo che c'è oggi in giro relativamente a Puglia e Campania, tra l'altro mettendo due dettagli che tali non sono: il fatto che in Puglia De Caro sia chiaramente erede del sistema emiliano, detto in tutti i sensi possibili, buoni, cattivi, valutate voi le sfumature. De Caro è oggettivamente figlio del sistema emiliano, che ha una forte specificità locale, dura, come dire, traslarlo sull'intero stivale. In Campania poi c'è questo lievissimo dettaglio, visto che la politica doveva ancora contare qualcosa, no? Oltre i post celebrativi, per cui Fico avrà tra gli azionisti principali, molto probabilmente un azionista in grado di avere una golden share, cioè di decidere se l'esperienza Fico proseguirà per 5 anni o no. Questo soggetto sarà quello che fino all'altro ieri era il suo principale avversario in loco, cioè l'ex governatore De Luca, il quale faceva spot dove diceva che da Fico non avrebbe comprato neanche un'automobile, e quindi ci sarà un po' da divertirsi, diciamo, sull'efficacia e forse anche sulla durata del governo Fico in balia al suo nemico politico storico De Luca. Da un punto di vista dell'esito non c'è, diciamo, notizia neanche in Veneto, sarebbe stata una notizia l'affermazione della sinistra in Veneto, ovviamente, quello sarebbe stato l'uomo che morde il cane, ma la sinistra non ha mai saputo intercettare quell'alfabeto antropologico prima che politico, diciamo, del Veneto produttivo. Qui però entra in ballo la previsione sbagliata. Attenzione, perché settimane che ci dicono che ci sarà la debacle della Lega in Veneto, che verranno ulteriormente ridisegnati i rapporti di forza all'interno della maggioranza con i soliti inverosimili, auspicati però da loro signori scossoni, diciamo, di politica nazionale. Ebbene, ad ora, poche sezioni scrutinate, ma ci sono anche i dati di exit, Instant Poll e le proiezioni, la Lega è il primo partito in Veneto, ma non di poco, cioè almeno di una quindicina di punti. L'ultimo dato che abbiamo ora disponibile darebbe Fratelli d'Italia al 19 e mezzo, e la Lega al 34,1. Allora, capite che, diciamo, che un partito boccheggiante, così non in salute, così avviato al proprio crepuscolo, è difficile prenda il 34% in una roccaforte, certo, in un territorio dove c'è un radicamento storico e appunto antropologico, certo, ma a maggior ragione è segno che quel radicamento non si è perso, è segno che l'esperienza politica della Lega ha ancora ragion d'essere, soprattutto parametrato alle europee e alle politiche, dove c'era stato il famoso sorpasso, no? Su cui erano già stati celebrati 2 funerali, non uno, no? Da parte di Fratelli d'Italia in Veneto, sorpasso alle politiche, sorpasso alle europee. Oggi
la Lega avanti dai 15 hai nelle previsioni più estreme 20 punti in Veneto, quindi non è superata, non c'è il tracollo leghista in Veneto su cui si sono titillati loro signori negli editoriali per mesi, loro signori che oggi fanno finta di dire che l'aria è cambiata, quando in Puglia e in Campania è rimasta uguale, fingeranno anche di non aver toppato clamorosamente la previsione sulla Lega in Veneto. Grazie a tutti, a domattina.